Lo spazio per Grosso non c'è, su Pirlo lo scambio che avviene in area e c'è il gol di Fabio Grosso sulla perfetta combinazione con Andrea Pirlo all'11° minuto. Italia in vantaggio con il sinistro micidiale di Fabio Grosso. Meraviglioso per i tempi di esecuzione, per il passaggio di Grosso che sarà felicissimo di aver segnato qui a Torino dopo essere tornato in Italia. Ma cosa ha fatto Pirlo? Non ci ha pensato due volte, uno scambio di prima intenzione, lo vediamo, tempi giusti, passaggio, nessuno stop, ci vogliono dei piedi straordinari, ma qui è tutto perfetto, non c'è nessun commento, basta guardare le immagini. E la quarta realizzazione di Fabio Grosso con la maglia azzurra, meglio di così stasera per Grosso e per la nostra nazionale non si poteva partire. Grosso, Bravo, dialogo Iaquinta Gilardino, prosegue così, meraviglioso, e c'è il gol del 2-0, questo è un grande gol. tutto perfetto, la gioia di tutta la panchina ma anche la nostra gioia, velo di Iaquinta, Gilardino come sempre difende bene il pallone, glielo passa, tutto regolare, Iaquinta fa un gran gol, ma è tutta la squadra che ha creato, che ha costruito e che ha meritato questo secondo gol. E finalmente arriva anche il gol di un attaccante puro. Rivediamolo ancora perché merita di essere rivisto. È meravigliosa la finta, il doppio scambio tra le due. Si tratta di verificare al millimetro l'unica, per cercare il pelo nell'uovo, la posizione di Iaquinta al momento del ricevimento del passaggio di Gilardino. Bisogna rivedere il giocatore in mezzo che era Angelov, mi sembra in mezzo all'area. Nessuno